Omicidio-suicidio di Casale sul Sile dietro al delitto di Flora Mattucci e al suicidio del marito Franco Gellussic ci sarebbe uno stato depressivo dell'uomo. In un biglietto trovato in garage potrebbe esserci il perché del drammatico gesto. La guerra in Ucraina, sui profughi arrivati in Veneto eseguiti 211 tamponi, 10 soggetti positivi, centinaia le offerte di ospitalità arrivate in queste ore, mentre sono in partenza farmaci e dispositivi sanitari. Il fronte ucraino ma anche quello russo, proprio dalla Russia, dove da un mese era a San Pietroburgo come studentessa Erasmus di Ca' Foscari, è rientrata in Italia una giovane di Campo San Martino. Si è spento a 93 anni Dino Sgambaro, figlio del fondatore del pastificio di Castello di Godego, creò la filiera corta di produzione e intuì l'importanza del legame con il territorio. La Guardia di Finanza ha denunciato un medico operante nella zona di Mese perché riceveva i pazienti nonostante fosse stato sospeso dalla professione perché non vaccinato. Per i disordini prima della partita di calcio Vicenza-Spal del 19 febbraio, il questore ha emesso 39 DASPO. Si tratterebbe del numero più elevato di DASPO emessi per un singolo evento sportivo. Dopo essere stata protagonista alle Paralimpiadi di Tokyo, la trevigiana Asia Pellizzari ha conquistato la medaglia d'argento ai mondiali di Dubai con l'arco che le avevano rubato ed era poi stato ritrovato. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati. Dunque apriamo con la cronaca, con la tragedia, l'omicidio-suicidio che si è consumato a Casale sul Sile dietro al delitto di Flora Mattucci e al suicidio del marito Franco Gellussic. Ci sarebbe uno stato depressivo dell'uomo, almeno dalla ricostruzione della procura di Treviso. In un biglietto trovato in garage potrebbe poi esserci il perché della tragedia. Lunedì verrà effettuata l'autopsia sui due corpi. La tranquillità di questo quartiere residenziale a meno di 2 chilometri dal centro di Casale sul Sile nel tardo pomeriggio di ieri è stata improvvisamente spezzata da una tragedia sulla quale si cerca ora di far luce. Secondo le indagini, come spiega in un comunicato la procura, al momento non vi sarebbero elementi che possano contraddire l'ipotesi iniziale dell'omicidio-suicidio che, come si legge, potrebbe essere stato causato da uno stato depressivo di Franco Gellussic. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo, 73 anni, avrebbe prima ucciso la moglie, Flora Mattucci, 72 anni, con un coltello trovato dagli uomini della scientifica accanto al corpo in camera da letto. Poi si sarebbe spostato in garage dove si sarebbe tolto la vita impiccandosi. È qui che è stato ritrovato un biglietto sul quale si stanno adesso concentrando le indagini. Poche righe scritte in modo incerto che si sta cercando di decifrare. Quelle parole infatti potrebbero racchiudere il perché della tragedia. A scoprire i corpi una delle figlie della coppia, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con loro. Ieri intorno alle 17:30 la donna è arrivata qui in vicolo Tognolo, dove ha trovato i genitori senza vita. Nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia. L'esame dovrà stabilire, tra le altre cose, da quanti giorni i coniugi fossero morti. Da una prima ispezione cadaverica sembra infatti che la tragedia risalga a 2-3 giorni fa. Un dramma che ha sconvolto questo piccolo quartiere. Chi ieri sera è passato in vicolo Tognolo si è trovato di fronte alle auto dei carabinieri, la zona delimitata. Una volta capito quanto accaduto, la curiosità iniziale ha lasciato spazio allo shock. Lo conoscevo bene di vista, però che mi avesse dato confidenza, insomma, ciao, vedevo il garage aperto che sistemava il garage, dopo vedevo che scendeva con la signora con la macchina, ma cioè, rimango veramente allibito. Cosa ha pensato quando ha saputo? Sta male perché sta zona qua è una via molto tranquilla, non è mai successo niente di un sentore, non so, urlare, litigare, cioè, rimango veramente allibito. Buongiorno, buonasera, ma non è che... Che cosa ha pensato adesso quando ha saputo di questa tragedia? Esatto. Tra tutte queste tragedie ormai veramente non disperai qua. Poco prima delle 14:30 sulla 4 tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia, un grave incidente che ha visto coinvolto un camion uscito di strada e poi ha preso fuoco. L'articolato che trasportava tubi di ferro è uscito dalla carreggiata a causa del violento impatto con il guardrail. Ha perso il carburante all'interno del serbatoio prendendo fuoco. Rogo che è stato immediatamente spento dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Durante l'uscita di strada il mezzo ha urtato anche un veicolo fermo sulla
corsia di emergenza che poi è andato ad impattare contro la barriera laterale. Nonostante la gravità dell'incidente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico per il recupero dei mezzi. I profughi ucraini che sono arrivati nella nostra regione sono stati sottoposti al tampone in serata. Nei vari centri si erano presentate 211 persone, delle quali 56 sono un folto gruppo di bambini arrivati a Rubano nel Padovano. Sono stati trovati 10 positivi al Covid e sono scattate tutte le misure previste dai protocolli con l'isolamento, come nel caso delle 13 persone ospitate nella struttura di Valdobbiadene nel Trevigiano. Intanto sono centinaia le offerte di ospitalità e di lavoro per i profughi ucraini in guerra, coinvolti nella guerra. Si tratta di una vera e propria mobilitazione. È da ricordare che in questo momento le offerte di ospitalità e lavoro vanno presentate alla prefettura del territorio di residenza. Ma non solo, i farmaci e i dispositivi sanitari sono pronti a partire domani dal Veneto verso la sede della Protezione Civile Nazionale per fornire assistenza all'Ucraina. Oggi infatti l'Unione Europea ha richiesto alle regioni una ricognizione delle forniture sanitarie che per il Veneto è stata effettuata dal Dipartimento regionale del SUEM guidato da Paolo Rosi, che ha agito da raccordo tra direzione regionale della farmaceutica e azienda Zero. C'è il fronte russo e poi c'è il fronte ucraino, scusate, e poi c'è il fronte russo. Proprio dalla Russia, dove da un mese era a San Pietroburgo come studentessa Erasmus di Ca' Foscari, è rientrata in Italia. Sabrina Salvato l'abbiamo raggiunta nella sua casa padovana di Campo San Martino. Sono riuscita a tornare a casa dopo un viaggio abbastanza lungo. Siamo partite io e una mia collega il 1° marzo da San Pietroburgo ad Helsinki in autobus, un viaggio di 7 ore, di cui 1 ora e mezza al confine per i controlli, e poi ieri abbiamo preso il volo dall'aeroporto di Helsinki a Milano Malpensa. Ha appena finito il collegamento online con l'Università di San Pietroburgo, città che ha lasciato solo martedì, e spera di continuare a seguire il suo corso. 23 anni, Sabrina Salvato è studentessa magistrale del corso di laurea in Scienze del Linguaggio di Ca' Foscari e in Russia, dove era arrivata i primi di febbraio, doveva restarci fino a giugno. Tranquilla fino al giorno dell'attacco, il 24 febbraio è segnato per lei, come per una ragazza milanese che l'ha accompagnata nel rientro, la svolta. La mattina del 24 è stato un brusco risveglio, perché appunto abbiamo visto le immagini, abbiamo letto le notizie e iniziato a percepire proprio un senso di preoccupazione per il futuro. Poi la sera stessa c'è stata la prima manifestazione a San Pietroburgo in cui ci sono stati molti arresti e infatti avevamo in programma di andare in centro, ma abbiamo preferito evitare. Ad accrescere l'ansia i messaggi arrivati dalla Farnesina, che lunedì ha invitato gli italiani in Russia a rientrare. Si sente una privilegiata Sabrina per il suo viaggio quasi facile, un biglietto di pullman acquistato prima che si esaurissero, l'arrivo nell'Unione Europea in Finlandia in poco più di 7 ore. La vita in Russia era già cambiata, racconta. Un paio di giorni dopo il primo attacco ho provato a prelevare dei soldi, ci sono riuscita, però c'era già carenza di liquidità. Uno sportello vicino al dormitorio non aveva più contanti, non poteva più darne, e gli altri avevano dei tetti massimi abbastanza bassi. Il prelievo fatto da Sabrina, poco più di 40 euro, il massimo possibile. Giorni drammatici vissuti accanto a un popolo, quello russo, a sua volta inerme. C'è un clima di rabbia, di frustrazione, di dolore nei confronti di un governo che non segue il volere del popolo, che con la forza da una parte attacca, come abbiamo visto, ma anche reprime. Ci sono stati quasi 7.000 arresti fino a ieri in 5 giorni di proteste e comunque parlando con i russi si percepisce proprio questa rabbia, questo senso di impotenza verso delle decisioni che sentono non dipendere da loro. Più di 4.000 persone hanno partecipato a Venezia al corteo contro la guerra in Ucraina in piazza San Marco, eccezionalmente aperta ad una manifestazione pubblica dopo decenni. Grazie soprattutto ai giovani e alle sigle studentesche che si sono messe in gioco in questo modo questa sera per Venezia, per il mondo
per la nostra Ucraina. La voce del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, si leva per la pace in Ucraina davanti alle oltre 4.000 persone che hanno gremito Piazza San Marco per dire basta alla guerra. Una piazza eccezionalmente concessa dalla prefettura in deroga al regolamento che vieta ogni manifestazione dopo l'assalto al campanile dei Serenissimi più di 25 anni fa. Ci aspettavamo tante persone, però vedere Piazza San Marco, che normalmente non è accessibile per le manifestazioni così piena, è veramente una boccata di ossigeno in questo contesto. Per noi la soluzione alle guerre è il disarmo. Promossa da collettivi studenteschi, sindacati e associazioni come Emergency e AMPI, la manifestazione ha raggiunto Piazza San Marco partendo da Riva dei Sette Martiri. Io non ci faccio più a neanche piangere. Mi si trema tutto dentro. Non sono mai stata in questa situazione. La mia collega oggi è stata ricoverata perché i nervi non sono saldi. L'intensa testimonianza di una donna ucraina è ascoltata con partecipazione da un gruppo di russi venuti a testimoniare la loro solidarietà. Io ho tanti amici ucraini, tanti colleghi che vivono qua e siamo tutti a cuore spezzato per Ucraina. Quanto pensa che sia diffusa la sua opinione in Russia? Io tantissimo, come sappiamo sono 6.000 arrestati in questi giorni, quelli che hanno protestato dentro la Russia, altro che a Venezia che siamo tutti protetti, sono miei amici e parenti. La pace è minacciata, ha detto Monsignor Moraglia, quando il potere per troppo tempo è nelle mani della stessa persona o del suo cerchio magico. Se non c'è ricambio, si rischiano derive autoritarie contrarie alla giustizia, alla pace e quindi contrarie all'uomo. Bisogna lottare per la pace. Lottare per la pace significa schierarsi senza discussione a fianco delle donne, degli uomini, dei bambini, della popolazione civile dell'Ucraina che è vittima di una guerra di aggressione. Venezia ha dato una risposta importantissima per la pace, importante anche la scelta di aprire la piazza, finalmente una grande manifestazione che ha emozionato tutti e siamo tutti ovviamente vicini al popolo ucraino per questa grande tragedia. E una delle conseguenze della guerra in Ucraina è l'aumento dei prezzi delle materie prime. Le quotazioni del gas hanno toccato oggi i massimi storici. L'impennata dei costi pesa sui portafogli delle famiglie che cercano di risparmiare, riducendo ad esempio la temperatura in casa e per chi ce l'ha accendendo caminetto o stufa. La casa sua è scaldata con la caldaia alimentata a gas? Sì, naturalmente io che cerco di contrastare il cambiamento climatico con le mie azioni quotidiane, tengo il riscaldamento al limite, diciamo, abito da sola e quindi economizzo sia per quanto riguarda l'inquinamento sia per quanto riguarda il livello economico. Mi costa quasi il doppio rispetto agli altri anni e non lo so come andiamo a finire qua. Oltre che il gas usiamo anche la legna. Sì, abbiamo il caminetto per cui finché c'è la legna speriamo bene, dai. Io ho sempre tenuto il gas a 20 gradi, ma da sempre a casa mia. Se ho un po' di freddo mi metto una bella coperta e per quanto riguarda adesso gli aumenti non ho ancora ricevuto una bolletta che sia una bolletta. Sono qui tutti i giorni che guardo per vedere se per caso c'è un aumento boom. Lei scalda a casa con la caldaia a gas? Sì. Ha pensato magari a qualche altro sistema di riscaldamento? No, perché io sono a casa del comune, non si possono fare le cose come vuoi tu. Non utilizzo il gas, da molti anni sono passato alla pompa a calore proprio per non utilizzare gas e forme di quel tipo lì, insomma gasolio, tutte quelle cose lì. Siamo tante persone qua con un reddito di 8.000 euro all'anno, come possiamo resistere a queste bollette stellari? Non so, è una cosa incredibile. Per pensare a fare i cambiamenti bisogna lo stesso avere un po' di finanze, non ti fanno nessuno gratuitamente. E mi arrangio, accendo un po' la sera, tanto per riscaldare un po' la casa e poi durante la giornata non accendo quasi mai. La luce è la stessa cosa e questo è il problema.
Il mondo dell'impresa veneto e trevigiano perde Dino Sgambaro, figlio di Tullio, fondatore nel 1947 del pastificio di Castello di Godego. Dino Sgambaro si è spento nella serata di ieri a 93 anni, ne ha dato comunicazione l'azienda stessa. Insieme al fratello Enzo aveva raccolto l'eredità del padre, intuendo l'importanza del legame con il territorio e di quella che oggi viene definita filiera corta. A lui, scrive la famiglia, si devono l'integrazione del mulino all'interno del pastificio e la costruzione in Puglia di silos di proprietà per la raccolta del grano. Uno stretto contatto con gli agricoltori, quello instaurato da Sgambaro, sottolinea il figlio Pier Antonio, attuale presidente del pastificio, e conclude: al nome di mia madre Eda, dei miei fratelli Sandra e Roberto, dello zio Diego e di tutti i nipoti ringrazio le persone che ci stanno esprimendo affetto e vicinanza in questo momento. Entra nel vivo la trattativa per la cessione dei lavoratori ex ACC. Nel pomeriggio si è riunito il comitato di sorveglianza socio-istituzionale, forse l'ultimo per ACC, per discutere del ricollocamento dei lavoratori. La fase è delicata. Oggi è una giornata triste, molto triste, perché chiudiamo una storia che è ultradecennale. Chiudiamo l'ultimo stabilimento, anzi è già chiuso, di compressori totalmente italiani. Io continuo a dire che è stato un errore. Di questo errore un giorno risponderà la politica, poco incline a comprendere che la globalizzazione ha segnato il passo e che, decretando la morte del comparto del compressore Made in Italy, si è persa l'occasione di prendere in mano la filiera dell'elettrodomestico. Ex ACC Wanbao passa a SES del gruppo Luve, altro mondo, altro settore. In ballo c'è un'avvertenza che guarda in primo luogo alla completa occupazione di chi ha difeso non solo il proprio posto di lavoro, ma la storia industriale della provincia. Ed è commovente vedere i lavoratori come sono stati attaccati fino all'ultimo giorno, fino al portarsi via il cappellino che avevano in azienda. Nella sala riunioni del municipio di Mel oggi il Consiglio di sorveglianza socio-istituzionale ha discusso del ricollocamento di quei lavoratori con il Centro per l'Impiego e Assolavoro. Abbiamo solo noi circa posizioni aperte per più di 400 persone in vari settori, quindi presumo, essendo la nostra una posizione che è importante, che possono essere almeno il doppio le posizioni ricercate in questo territorio. La fase è comunque delicata, i 35 esuberi indicati sono potenziali. Domani in Regione il 9 al Mise i sindacati chiederanno dettagli su piano industriale e perimetro occupazionale. Tutti sappiamo che c'è sì un'offerta di acquisizione di ACC, però il piano industriale ancora non c'è chiaro nei suoi dettagli. Ma la nostra preoccupazione primaria è che tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici trovino un percorso che gli consenta di avere o una nuova ricollocazione in una nuova azienda o una ricollocazione in altre aziende del territorio, stante la disponibilità che è stata più volte ribadita anche dalla Presidente di Confindustria. Noi, oltre ai lavoratori che andranno nella nuova azienda, noi penseremo anche a quelli che nell'azienda non possono essere assorbiti oggi o nei prossimi mesi e penseremo a dove ricollocarli. I carabinieri e la procura stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita di Yassin Nekka, il 37enne marocchino trovato carbonizzato all'interno dell'ex canile di Piove di Sacco. Indagato un amico, si attende ora l'esito dell'autopsia. Il mistero della morte di Yassin Nekka, il 38enne marocchino trovato carbonizzato all'interno dell'ex canile di Piove di Sacco, si infittisce dopo che la procura di Padova ha iscritto nel registro degli indagati un 34enne connazionale e amico della vittima. Si continua ad indagare per omicidio colposo, ma gli investigatori vogliono chiarire il ruolo dell'uomo che ha trascorso con Yassin le ultime ore di vita. La vittima infatti risiede a Pontelongo con la moglie e 2 figlie. Era uscito di casa domenica pomeriggio. L'ultima telefonata alla famiglia l'aveva fatta verso sera, poi più nulla. Secondo quanto ricostruito dal 34enne indagato, i 2 avevano trovato riparo nell'ex canile abbandonato dopo aver trascorso il pomeriggio con degli amici. Qui avrebbero acceso un fuoco per scaldarsi e si sarebbero assopiti, forse a causa dell'alcol. Quando l'incendio è iniziato a invadere lo stabile, l'uomo si sarebbe dato alla fuga senza dare l'allarme per salvare il connazionale. Le fiamme, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbero divampate da una candela lasciata accesa. Ma chi dei 2 l'ha portata? Un altro interrogativo a cui i carabinieri stanno cercando di dare risposta è il seguente. Il 34enne si è intenzionalmente dimenticato di svegliare Yassin o in preda alla paura ha pensato solo a scappare? Entro una settimana la procura darà l'incarico al medico legale di eseguire l'autopsia sul cadavere per capire se ci siano segni di violenza.
La Guardia di Finanza ha denunciato un medico operante nella zona di Mestre perché riceveva i pazienti nonostante la sospensione dalla professione. Continuava la sua attività di medico nonostante fosse stato sospeso dall'ordine per inosservanza dell'obbligo vaccinale. I militari del secondo nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza l'hanno denunciato dopo aver appurato con una serie di appostamenti nei pressi dell'ambulatorio mestrino che il medico, un fisioterapista, continuava a esercitare. Sono state sentite anche le testimonianze dei pazienti che hanno confermato di aver ricevuto prestazioni sanitarie. Dai successivi controlli nello studio sono state trovate agende e documenti contabili, dai quali emerge l'effettuazione di decine di visite, anche 15 al giorno, dopo la data di sospensione a ottobre 2021. Di qui la denuncia alla Procura per l'esercizio abusivo della professione, reato che prevede una pena di reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa a partire da 10.000 euro, mentre lo studio è finito sotto sequestro con tutta la documentazione. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali violazioni di natura fiscale. Per i disordini prima della partita di calcio Vicenza-Spal disputata il 19 febbraio, il questore ha emesso 39 DASPO, 13 a supporter vicentini e 26 agli spallini. Si tratterebbe del numero più elevato di DASPO emessi per un singolo evento sportivo. Sono 39 i DASPO, i decreti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive da 5 a 3 anni emessi dalla Questura di Vicenza a seguito degli scontri tra ultras delle tifoserie rivali avvenuti lo scorso 19 febbraio a Vicenza, prima dell'incontro valevole per il campionato di Serie B tra Lanerossi Vicenza e Spal. Un record numerico relativo ad un evento sportivo che ha visto coinvolti, poco distante dallo stadio Menti, una cinquantina di supporter della Spal, giunti a Vicenza alla spicciolata su 16 auto private che, secondo gli investigatori, si sarebbero dati appuntamento con gli ultras del Vicenza cercando lo scontro. Scontro violento scoppiato nei pressi del Ponte di Ferro con lanci di bottiglie, sassi, oggetti contundenti fabbricati artigianalmente e portati da casa. Scontri durati pochi secondi in cui è rimasto ferito un agente colpito alla testa e al corpo. Sicuramente non era un caso che queste persone siano arrivate con autovetture private, eludendo tutte quelle che erano state le indicazioni date alle tifoserie in tempo utile per poter arrivare a Vicenza Est e poi da lì essere accompagnati con autobus presso le zone dello stadio, le zone dello stadio che erano state appunto predisposte per ospitare i tifosi ospiti. Le indagini condotte dalla Digos della Questura di Vicenza con la collaborazione della Polizia Scientifica hanno permesso di individuare e denunciare 13 supporter vicentini e 26 spallini. Si tratta di un numero particolarmente elevato proprio perché grazie ai sistemi di videosorveglianza e alle telecamere indossate dal personale di polizia siamo riusciti ad identificare per ora una buona parte di coloro che hanno partecipato a questi gravi atti di violenza. Le indagini della Digos stanno proseguendo proprio perché siamo fiduciosi di poter identificare ancora qualche decina e poter poi emettere lo stesso tipo di provvedimenti anche nei confronti di costoro. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, una notizia di sport. Asia Pellizzari, dopo essere stata protagonista alle Paralimpiadi di Tokyo, ha raggiunto il secondo gradino più alto negli Emirati Arabi. L'atleta marenese ha conquistato l'argento nei mondiali di Dubai in coppia con Salvatore Demetrico. Una bellissima notizia per questa atleta che nel settembre scorso aveva vissuto un dramma. I ladri le avevano rubato l'arco con il quale gareggiava, un arco speciale adattato a lei. Qualche tempo dopo venne ritrovato dai carabinieri in una casa in costruzione. Il suo motto è sempre stato: non è forte chi non cade, ma chi cadendo riesce ad alzarsi, ed è proprio il caso di dire che lei interpreta alla perfezione questo insegnamento. Asia, in sedia a rotelle fin da bambina per un incidente stradale, ha lavorato duramente per ottenere questo importantissimo risultato.
Vi ricordo che dal 9 marzo scatterà un nuovo passaggio verso la televisione digitale. In Veneto le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando. Antenna 3 sarà visibile sul canale 10, Rete Veneta sul 14 e Telenord-Est sul canale 18. Per continuare a seguire l'informazione di Antenna 3, Rete Veneta e Telenord-Est, quindi sarà sufficiente risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti sui nuovi canali. Vi ricordo 10 per Antenna 3, 14 per Rete Veneta e 18 per Telenord-Est. Intanto un nuovo viaggio con la Zanzega a Vicenza e sui Colli Berici. Questa sera alle 21:15 su Antenna 3, in replica domenica alle 16:45, un nuovo appuntamento con la Zanzega dal cuore di Vicenza alla meraviglia dei Colli Berici. Lele Marcassi insieme a Divo Gallo in un'avventura straordinaria che ci guiderà dal centro storico della città, patrimonio UNESCO, ai paesaggi magici della cornice collinare, da Palazzo Tiene, il trionfo del barocco vicentino, passando al Museo del Gioiello all'interno della Basilica Palladiana, per poi scoprire le cave della pietra di Vicenza con la visita alla casa nella roccia che pochi davvero conoscono. Quindi le sponde del lago di Fimoni, i castelli di Montecchio e la leggenda di Romeo e Giulietta. Ospite della puntata il cantautore vicentino Davide Peron. Ed è davvero tutto, vi lascio come sempre alle previsioni meteo, grazie per averci seguito e buona serata. Da 150 anni, Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana. I pavimenti più belli del mondo. Benvenuti al meteo. Perturbazione al centro-sud, mentre al nord la pressione atmosferica si mantiene stabile e il tempo buono. Il dettaglio di venerdì 4 marzo. Sul Veneto sarà soleggiato, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Ampie schiarite in montagna con ottima visibilità. Probabilità di occasionali nevicate o pioggia mista a neve a quote medio-basse. Vediamo anche le temperature che saranno sostanzialmente stazionarie, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime tra i 10 e i 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà una bella giornata di sole, non si esclude qualche addensamento ma senza conseguenze. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il contesto, lo vedete, sarà del tutto simile, qualche foschia mattutina ma a seguire sarà in prevalenza soleggiato. Temperature minime intorno ai 2-3 gradi, massime sui 16 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Da 150 anni, Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana. I pavimenti più belli del mondo.